Tutto bene, tutto a posto? Musica indipendente, targata Radio Padania, ogni martedì dalle 13:10 alle 14, ogni sabato sera dopo le 20:30. Ecco le buone vibrazioni della musica indipendente, della musica territoriale. Sammy Varin vi guida in questo appuntamento ormai storico sulle frequenze di Radio Padania attraverso gli artisti che da tutta Italia arrivano qui nei nostri studi di Milano in via Bellerio. E oggi sentite già in sottofondo la chitarra, e beh cavolo, se l'è portata la chitarra a 12 corde, Luca Carelli. Ciao! Grazie ragazzi, molto buoni come sempre. Ciao a tutti i radioascoltatori, sono contentissimo di essere qui, grazie Sammy. E dici niente, ti abbiamo trascinato dall'Odigiano allora, fino alla sede di Milano in via Bellerio. Vedi, Luca Carelli, che roba. ve lo siete già gustato qualche settimana fa in uno dei pranzi di Radio Padania. Ve lo ritroverete questa domenica 19, signori, al grande pranzo che abbiamo organizzato a Cisano Bergamasco per sostenere la nostra emittente. Caratteristica del Luca Carelli in quest'ultimo CD è che si porta sempre appresso questa chitarra a 12 corde con la quale suona i classici più belli degli anni 70-80, signori. Come ad esempio, facci un esempio, Luca, dai, ce l'hai qua la chitarra, Still life, born in love, no will I will under any style. Mama, I'm coming home. Dici niente, insomma. But then the light on, never see you world how to ride. And much you live in home and love in home to find. That I feel sitting on my mind. Eccetera. Forte. Mama, tell me coming home. Hey mama, take me home. Il bello del Luca Carelli è che come un jukebox, ma non devi neanche inserirci dentro la monetina come un tempo. No, lui canta non stop, e in questo CD stupendo ci sono i pezzi più forti del rock anni 70, suonati esclusivamente con una chitarra a 12 corde. Allora, intanto apriamo le linee allo 0266 20 3529. Chi ci segue in diretta può entrare in diretta e magari fare una richiesta musicale così sui due piedi. Intanto il Sammy Varin racconta che di fianco a Luca Carelli c'è il produttore che qualcuno forse già conosce perché abbiamo trasmesso parecchie volte sulle frequenze di RPL, Luciano Favarin. Vai Luciano! Mi riconoscete perché sono due completamente pelati, praticamente. Se andate sul sito radiopadania.org e cliccate il canale YouTube, neanche un pelo, una cosa vergognosa. Sammy Varini in confronto è un capellone, ma il bello è avere creato questo connubio, questo entusiasmo nel suonare, nel cantare, nel girare in tournée. Luca Carelli da decenni gira tutta Italia facendo anche i generi più vari e variegati, non soltanto musica internazionale, ma tu hai cantato anche in italiano e, lo diciamo già, addirittura anche in dialetto. Esatto, sì, era un progetto che è venuto fuori un po' di tempo fa, diciamo che è un pazzo a cantare lavoro in dialetto, beh certo, mi sono de lode, io Lodi o Lodi 100%, Lodi faccio appunto un saluto a tutti quelli di Lodi che se va in concerto da voi nella vostra città, e chiamo anche della mia perché adesso abito a Castelletto Ticino, non abito più a Lodi, comunque sarò il 2 maggio in un bellissimo posto a Lodi. Ciao Robby, che magari mi stai ascoltando, lui sa chi è questo Robby. Segnate giù signori, quindi anche in dialetto, e ascolteremo nel corso di questa trasmissione anche un pezzo in lingua lodigiana. Intanto però lanciamo subito la canzone che fa anche da title track di questo nuovo CD, che parla di libertà, che parla di voglia di viaggiare, di mollare tutti, magari con una di quelle belle moto, chopperone via. C'hai questa mania del chopper che un po' mi fa invidia. Sì, ma aspetta, però prima mandiamo il pezzo. La gente è curiosa, ma teniamovi sulle spine. Signori, Born to be Wild.
senza strumenti che non c'entrano niente. Lo strumento è lui, la sua voce e la sua chitarra a 12 corde che si porta dietro ovunque. Sentila qua, sentila qua. Cosa devo fare io non parlo più, se mi suona ste cose, e che cavolo, come si fa a parlare quando c'è quell'atmosfera magica che soltanto la chitarra può regalare? Pensate che Luca Carelli gira negli appuntamenti e con le feste di Radio Padania, nelle feste della Lega, ma gira anche per matrimoni, battesimi, quel cavolo che vi pare, per allietare le vostre serate. E tra poco daremo anche un numero di telefono, un infoline, per averlo per la vostra serata, ma anche per ricevere a casa il CD, che chiaramente è un CD di quelli a chilometro zero, non si trovano nei negozi, si trovano esclusivamente ai concerti del Luca Carelli oppure ai pranzi di Radio Padania. Ad esempio, come vi dicevo, proprio questa domenica 19 saremo a pranzo al ristorante La Sosta di Cisano Bergamasco, a 2 passi da Pontida, e il bello in questi casi è o di esserci e quindi di partecipare direttamente al pranzo con Radio Padania, o magari di passare nel corso del pomeriggio, e a quel punto, sai, avete l'occasione di mangiare un dolcetto in compagnia, ma anche di portarvi a casa la musica di Radio Padania, i gadget introvabili di Radio Padania. Chiaramente a Luca domando come mai questa scelta, questo CD, questa voglia di cantare i pezzi anni 70 sono quelli che più ti appartengono, o comunque sei uno spirito libero, hai provato un po' di tutto nella tua vita e ti mancava un CD soltanto di questo? Sì, mi mancava proprio una cosa che ho sentito, mi sono proprio appassionato sentendo un CD di Robert Plant. Conosciamo la mitica voce dei Led Zeppelin, ricordate, no? Robert Plant, no? Insomma, tantissime canzoni delle Zeppelin molto, molto belle, che io ho fatto un brano dentro all'interno di questo CD che si chiama Stairway to Heaven, stupendo, eccetera eccetera, no? Acustico, quindi proprio la ricerca del sentimento che può venire fuori solo da queste due mani e basta, è una voce e basta. Quindi mi sembra una cosa, penso che piaccia, perché piace a tutte le età, no? Questo piace a tutte le età, non credo che tante volte la gente non ascolta i gruppi rock perché pensano che fanno un frastuono, un rumore incredibile così, ma se noi presentiamo delle canzoni come Cocaine, così già comincia a essere più piacevole, no? Giusto? If you gonna your love, she gonna take you out, okay? Hey! Oppure no? Questi sono i mitici America. And the questions for the all when you on the line. Signore, questi sono i ricordi di tutti noi. Chi ha più di 30 anni, ma anche più di 40, 50, non può mancare in questo incredibile viaggio nel tempo contenuto nell'ultimo CD di Luca Carelli. Lo trovate in distribuzione alle feste di Radio Padania, ma diamo un numero di telefono. In questo momento ci seguono da Bologna, ma anche da Palermo. Come ricevere a casa direttamente
il CD di Luca Carelli e come magari prenotarti per una festa, per un avvenimento importante, per avere un sottofondo di gran classe che tuttavia non disturba le orecchie. Questo è importante perché tu arrivi con la tua chitarra a 12 corde attaccata a un piccolo amplificatore e voilà, il concerto è fatto, è vero? Certo, sì, si può fare con poco anche la bella roba, si può anche fare tranquillamente anche a cappella, si dice, no? Suonare tranquillamente, chiaramente con un filo di effetto nel microfono rende un attimino tutto più facile. Dai, numero di telefono, diamo il numero. 3456 15 31 37. Ripetiamo. 3456 15 31 37. Ma bravo, ricordate che questa è musica chilometro zero, signori, non cercatela nei negozi, non chiedetela di qua, di là, no, questa musica è la musica del contadino, la trovate solo direttamente dal produttore al consumatore. E attenzione, dopo la pausa ritorniamo in compagnia di Luca Carelli con un altro grande classico.
artisti da tutta Italia negli studi di Milano in via Bellerio. Oggi Luca Carelli da Lodi, signori, Luca Carelli che potremo ascoltare dal vivo questa domenica 19 al ristorante La Sosta di Cisano Bergamasco. A mezzogiorno saremo lì con il pranzo per aiutare Radio Padania, ma anche una bellissima occasione per conoscerci tra noi speaker, noi giornalisti e voi ascoltatori, ma spesso e volentieri appunto anche gli artisti ci vengono a trovare. E come si fa a negargli qualche pezzo dal vivo? Il Luca Carelli, signori, che ha questa mania incredibile per l'America, per i chopper, per le moto, per tutto ciò che anche appartiene a un certo tipo di passato, perché comunque si rimugina a volte queste cose e non tutti poi il chopper se lo riescono a permettere a 20 a 30 anni. A volte bisogna aspettare, quando uno sospira un po' più avanti col tempo, può dedicarsi a qualcosa di più divertente, non deve essere tutto il giorno in auto, in coda, in treno, in aereo per lavoro, si può permettere il chopper e girare e volare con la fantasia. Ma quanti ne hai tu? 5, 6, 7, 10? Perché io poi ti vedo sempre con sto chopper in giro. È sempre lo stesso o ce ne sono 15? È sempre 15? Lo stesso, dove comunque mi diverto a customizzarlo ogni volta ogni giorno diverso, quindi davvero? Pubblico, quando faccio, non so, cambio una lampadina, si fa la foto. E comunque un saluto a tutti i bikers che mi stanno ascoltando in questo momento, e ce ne sono il Manu che mi sta ascoltando in questo momento, che è un bikers, è un arlista di quelli proprio incredibili. Ricordo un appuntamento importante il 26 di aprile. Suonerò per un raduno per i bikers, e anche ci saranno anche delle macchine americane, stando sempre in stile di roba americana, a Dormelletto. Comunque vi dirò su Facebook, seguitemi che vi dirò. Ecco, esatto, su Facebook sei sotto cosa... Luca Carelli. Sì, Facebook è Luca Carelli, chiedete pure la mia amicizia, che io poi accetto tutti, nel senso buono, nel senso buono. Con l'accetta. Esatto. E intanto, con l'accetta, però e intanto diamo anche la possibilità a chi ci segue in diretta, se volete entrare, chiamate al volo lo 0266 20 3529 per salutare in diretta Luca Carelli, ma anche il Semivarin di musica indipendente. Certamente bella idea questo CD tutto di classici anni 70-80, CD da richiedere direttamente a Luca Carelli. Tra poco daremo ancora il numero di telefono, ci tengo perché so che tra gli ascoltatori del martedì e quelli del sabato sera un bel 500.000 ascolti ci sono, e tra questi ci sono molti che sono piuttosto insoddisfatti della musica che sì, esatto, si sente tutti i giorni sulle cosiddette radio commerciali. E che palle, sempre la solita musica. Per fortuna c'è Radio Padania che rompiamo un po' le scatole con la musica indipendente. Grande Radio Padania, veramente, veramente, veramente. Il bello è questo. Grazie Sammy, veramente. Ma che, grazie a te, perché ci dai modo di proporre altissima qualità, grazie anche al tuo produttore, il Favarin, che è mio amico storico ormai da tanti anni, ma soprattutto mio amico di cognome Favarin. Insomma, siamo quasi parenti questo senso. Com'è avvenuto l'incontro con il Favarin? Spiegami un po', che sono curioso. Praticamente ero in una trasmissione televisiva posso dire lontano 92-93? Abbastanza lontano. Sì, ecco, che è stato un anno particolarmente positivo per me, dove appunto ho scritto anche questi pezzi in dialetto che poi sentiremo. Adesso dopo ne vuole sentire uno. Ce n'è uno che adesso lo sentiamo. Ho fatto questa trasmissione televisiva dove c'era, posso dirlo il nome? Certo. Posso dirlo? Sì, c'era la Rita Pavone, Teddy Reno. Ma li salutiamo. Ma li salutiamo. Ciao Rita, sicuramente un abbraccio, è molto che non ci vediamo, ma ti ricordi di me, sotto casa tua, eccetera, così. Grazie anche del pranzo che mi hai preparato. Bellissimo anche il tuo cane, mi ricordo un Porter Collie. Magari il cane non c'è più adesso. Non so, magari no. Magari ne andiamo un altro, non lo so. Comunque ci si incrocia in queste situazioni. Esatto, ci si incrocia, abbiamo visto, ho fatto questa partecipazione, ho fatto un pezzo e saltavo a destra e a sinistra, Luciano è rimasto scioccato un attimino. Chi è che è lì? No? Sì, ho detto, chi è questo grillo che salta da una parte all'altra sulle casse? Quindi.
Noi ci siamo conosciuti, ci siamo scambiati il numero, poi dopo abbiamo fatto una collaborazione, abbiamo fatto diversi pezzi, diversi provini, diversi successi, e adesso siamo qui ancora uniti fino alla morte, diciamo. Bello, no? una bella cosa. Comunque, è una bella cosa, un bel importante. entusiasmo. Sì, anche perché soprattutto non c'è il rapporto artista-produttore, ma c'è proprio un'amicizia. Questo deve avere. Ho preferito avere pochi artisti, ma che si instauri anche un rapporto umano, un rapporto vero, perché tutti i produttori di solito sfruttano gli artisti come limoni. Ma dai! E quando il limone è secco, lo mollano lì. Invece noi... Ma anche prima a volte, a me mi arrivano veramente degli artisti bravissimi che purtroppo dopo poche settimane, pochi mesi al massimo, sono letteralmente abbandonati dal produttore. Mi raccomando, stiamo attenti, perché il mondo dello spettacolo è bello, è forte, entusiasmo, divertimento, ma la fregatura purtroppo è sempre dietro l'angolo. E poi, scusi se ti interrompo, soprattutto i produttori che fanno pagare la produzione agli artisti e ci sono delle cose non molto belle, purtroppo. Signori, se un artista vale, non ha bisogno di tirare fuori soldi, ricordatevelo sempre. Senti qua i buoni propositi. Non mollare mai, questa è la parola d'ordine, no? Non mollare mai, cercare sempre di tenere duro anche in questi tempi che sono veramente duri. Uno dice: se mollo sono rovinato. Alla fine un musicista, un chitarrista, un cantante deve crederci, perché chiunque stia ascoltando in questo momento, questo è un consiglio che io do, cioè non mollate mai, anche se ci sono magari persone che dicono ma allora non porti a casa niente, i soldi non li porti a casa, è una cosa, e nella vita bisogna prima seminare, prima di raccogliere, e bisogna crederci. Cosa devi fare? Io sono fatto per suonare, sono fatto per cantare, sono fatto per stare su un palco, quindi questo è quello che purtroppo chi mi conosce mi becca così come sono, e andare. Bello così, signori. La musica indipendente di Radio Padania con Luca Carelli, che adesso lanciamo con un altro pezzo. Questa volta c'è l'intero complesso, non c'è soltanto la tua musica nuda, ma ci sono anche altri strumenti, vero? Sì, ci sono altri strumenti, basso, batteria, abbiamo inserito anche, chiaramente io suono la chitarra elettrica, perché ricordiamo che io sono un chitarrista elettrico, la parentesi acustica è importante per riempire un po' quello che è il bagaglio culturale mio, personale, però questo c'è tutto in questo CD, sentirete, ci sono degli assoli incredibili, sentirete una cosa, una produzione veramente finita da festival, ok? Non di Sanremo, festival è un'altra roba. Di Radio Padania. Signori, White Flowers! Yeah! Roses and speaks, no one's true. I can see people cry. Who's gonna say we did it for the sake of freedom? A little girl gone, bringing white flowers. We say against any bleeding gun, against that anger. Together I'll be standing for rights, love and peace. Call off the world for good. Look at the children's eyes. Peace has no owners, no rules. It's everybody's right. A little girl gone,
riding the sun. We say, against standing bleeding down. Avevo bisogno di un paio di scarpe, no? E non le trovavo queste scarpe qua, no? E allora ho detto, perché c'hai un piedino? C'ho un piedino, io c'ho il 48 di piede, quindi allora ho detto, ma mi è venuta una roba, ma io non trovo le scarpe, è una cosa difficile, non trovando le scarpe ho detto, ma io quasi quasi mi è venuta un'idea così, ho cominciato un giorno a dire no, proprio mi è venuto da fare, yeah, mattina, son diet, le scarpe in Roma.
Divertentissimo. Ciao. Luca Carelli, periodo di traviamento, pezzi in lingua lodigiana, un mini CD che troverete ma solo per amatori nell'appuntamento di questa domenica con Radio Padania al pranzo presso il ristorante La Sosta di Cisano Bergamasco. In questo caso, signori, se siete arrivati all'ultimo momento, non c'è più posto? Non potete più prenotare? Fa niente, veniteci a trovare nel primo pomeriggio. Sammy Varin, lo staff di Radio Padania, Luca Carelli e tanti altri amici dello staff di Radio Padania vi aspetteranno fino almeno alle 5 o alle 6 del pomeriggio. Siamo lì, quindi potete passare a trovarci, un dolcetto, una birretta in compagnia e via andare. Luca, che dirti se non un gigantesco grazie, perché ci hai allietato con la tua chitarra a 12 corde e i bei ricordi della musica anni 70, tutto racchiuso in questo CD intitolato Born to be Wild, ma in tante altre produzioni che Luca Carelli vi offre, cercandolo addirittura sugli store digitali o sul suo Facebook Luca Carelli. Ma adesso diamo anche l'infoline, il numero di telefono per chi non ha internet o non lo vuole ancora usare, siamo nel 2015, sarebbe quasi ora, il numero di telefono per prenotare una serata con Luca Carelli o magari ricevere a casa il suo CD. Vai col numero 3456 15 31 37. Ripeto, 3456 15 31 37. E allora, signori, un grande grazie a Luciano Favarini, il produttore storico, l'amico di Radio Padania che ci fa avere ogni tanto qualche pezzo di straforo inciso anche da lui, magari in lingua. Un grande grazie a Luca Carelli per essere passato. Grazie a voi, studi. Volevo anche fare un piccolo grazie a una persona che sta vicino a me, mio papà, che eccolo lì, il fotografo ufficiale. Ciao a tutti, ciao Lodi. Vediamo se mi ha fatto una foto decente, dopo guardo il rullino, vediamo un po'. Poi mandiamo le foto, vediamo. Grazie gente, ci sentiamo alla prossima. Un pezzo in italiano. Dai, un altro pezzo che chiude musica indipendente che si intitola Tibet. Sì, si chiama Tibet, è una cosa molto particolare. Ringrazio dei musicisti che mi hanno accompagnato in questo progetto, Savio Santomauro e Walter Biffi al basso, Savio Santomauro alla batteria, e eravamo i Blaznik all'epoca. Questo è un pezzo grandissimo, si chiama Tibet, ascoltatelo perché è veramente interessante. Ciao! Domenica, ciao ragazzi, vi aspetto domenica. Ciao ciao ciao.